Nelle zone devastate dai nubifragi dei giorni scorsi nel nord-est, il Presidente della Repubblica Napolitano domani sarà in Veneto per incontrare i sindaci dei comuni più colpiti. Annunciata anche la visita delle zone alluvionate da parte di Berlusconi e Bossi. Sentiamo Piergiorgio Giacovazzo. Con le nuove piogge in Veneto torna la paura. Gli sfollati dell'alluvione sono ancora migliaia, ma si teme anche per l'economia. Nelle province di Padova e Vicenza molte aziende, in particolare quelle agricole, restano chiuse, inagibili per il fango, per i macchinari danneggiati. Gli animali annegati sono oltre 300.000. A giudicare dalle condizioni di alcune zone è difficile ipotizzare una data di riapertura. Chi può, aiuta. È vostra questa azienda? No, sono degli amici che hanno avuto questa disgrazia e di conseguenza ci sembra naturale dare un aiuto. Le istituzioni locali chiedono interventi immediati e finanziamenti. I 20 milioni di euro stanziati dal governo per i primi interventi sono giudicati insufficienti e il danno stimato dalle associazioni degli agricoltori si aggira sul 1 miliardo di euro. Gli industriali veneti propongono di trattenere le tasse sul territorio ed il governatore Zaia, in procinto di diventare commissario straordinario per l'emergenza, fa sua la proposta. Inviare le nostre tasse a Roma per poi andare a chiedere a Roma gli stessi soldi delle tasse per pagare i danni dell'alluvione, direi che è assurdo. Sarebbe più concreto pensare di poter trattenere qui le risorse del pagamento dell'IRPEF e poi pagati i danni il resto glielo mandiamo lì. Domattina la Giunta regionale veneta si riunisce per fare il punto sull'alluvione, ma per la conta complessiva dei danni è ancora presto. La lotta contro l'acqua ed il fango prosegue senza sosta. La montagna è minacciata dalle frane e la protezione civile mette in guardia per la tenuta dei fiumi. Piogge abbondanti potrebbero portare al cedimento di nuovi argini.